Prima domenica secondo la tradizione, niente calca all'uscita del santo, tranne un tentativo di disobbedienza ai divieti della questura. Ai domiciliari a Messina un ex parlamentare regionale. Oggi la posa della prima pietra per la nuova caserma dei Carabinieri. Forte il legame tra il paese e i migranti in Canada. L'Acragas si rafforza ancora e anche il Pro Favara. Buongiorno da TV Notizie. Ieri prima domenica di festa per San Calogero con le nuove disposizioni della questura. Tutto, grazie al cielo, è filato liscio. Si è voluta evitare solo la calca all'uscita del santo dal santuario. Per il resto la tradizione è salva. Il servizio di Arturo Cantella. Al via ieri la festa di San Calogero, iniziata con la Santa Messa celebrata dall'Arcivescovo Don Damiano, alla presenza delle autorità civili e militari, il colonnello Stingo, il prefetto romano, il sindaco di Agrigento Miccichè, l'onorevole Pisano, con l'accompagnamento del coro Magnificat di Liliana Cavaleri, una chiesa gremita in ogni posto disponibile che ha atteso dopo la Santa Messa l'uscita del santo e quest'anno ha destato parecchie polemiche per via delle restrizioni volute dal servizio dell'ordine pubblico disposto dalla questura. Una visione insolita, quella di vedere il cordone dei poliziotti fare muro sui fedeli e che dovevano indietreggiare per permettere alla Vara del Santo di poter andare avanti nella processione con in testa il parroco del santuario. Nessun bacio alla statua, nessun contatto con essa, neanche i bambini. Il corteo ha atteso un bel po' prima di iniziare a sfilare affinché le condizioni di sicurezza erano possibili. Una mediazione fatta anche dalla consigliere Ilaria Settembrino tra le forze dell'ordine e i fedeli affinché potessero vedere l'uscita del santo. Non si può togliere la festa agli agrigentini, ha affermato la consigliere comunale, ma il risultato è stato raggiunto. Per la prossima domenica una maggiore elasticità ha assicurato il prefetto, come ci ha dichiarato la consigliera Settembrino. Il santo ha poi proseguito il suo giro per la città, portato dai portatori di San Calogero. C'è un legame profondo tra, io direi, il popolo agrigentino e San Calogero, questo bel vecchio che giunge da altre terre. In fondo Calogero è un migrante, no? È un migrante che approda qui e porta con sé questa vicinanza, questa dedizione al buon Dio, diventando punto di riferimento per tanti uomini e tante donne, parole sagge, gesti di guarigione che entrano nelle viscere della gente. Però dobbiamo sempre ricordare, come anche quest'anno ho fatto per la terza volta, questo è il mio terzo San Calò. La prima occasione è stato un San Calogero statico qui a Piazza Stazione, e l'anno scorso è stato dinamico come quest'anno. Però bisogna sempre ricordare che ogni devozione, e quindi anche la devozione a San Calogero, trova, direi, la sua legittimazione quando, del santo se ne assumono le qualità, le virtù, impegnandosi a praticarle nella propria vita. Se no è una devozione, come dire, sterile, che oltre il chiasso non porta a nulla. Allora l'intenzione che penso dobbiamo condividere in questa giornata, come giornata emblematica, ma in tutta la nostra vita di devoti, è proprio quella di, certo, invocare l'aiuto di San Calogero, anche con l'acclamazione tipica agrigentina, e chiamiamo un aiuta. Ci mancherebbe altro, però è anche vero che di San Calogero dobbiamo anche sapere vivere il suo insegnamento. Lei ha citato Fellini al termine della sua omelia. Sì. Il silenzio di Fellini, come mai? Perché è un pensiero semplice, alto, a mio avviso quantomeno, a cui bisogna ritornare, perché il Vangelo parla agli uomini, alle donne credenti,
Il Vangelo, la parola di Dio, parla a tutti gli uomini e le donne di buona volontà. E con una citazione presa da un film impegnativo, come può essere questo di Fellini, e parla un po' a tutti, al mondo della cultura, al mondo della politica, per davvero, se oggi vogliamo capire qualcosa di quello che sta accadendo, sia a livello locale sia sullo scenario internazionale, veramente un po' di silenzio farebbe bene a tutti. Prende oggi, post pandemia, la festa di San Calogero, c'è una grande partecipazione, però c'è anche un grande ordine, un grande rispetto per tutto quello che è stato organizzato. Io ringrazio sia l'ordine pubblico, le forze di polizia, ma anche i portatori che sanno in maniera molto ordinata come portare avanti questo evento. Un augurio a tutti i calogeri. Ai domiciliari a Messina per corruzione un ex parlamentare e una dirigente medico. Nell'ambito di articolate attività di indagine di polizia giudiziaria coordinate dal Dipartimento Pubblica Amministrazione della Procura della Repubblica di Messina, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza Peloritana hanno dato esecuzione in mattinata ad un'ordinanza cautelare personale emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Messina, con cui è stata disposta la misura degli arresti domiciliari nei confronti di 2 persone sottoposte ad indagine per tentata concussione e corruzione. Le indagini hanno preso il via dal controllo di una serie di procedure di gara riguardanti l'azienda ospedaliera Papardo di Messina, che secondo l'impostazione accusatoria sarebbero state condizionate da enti arresti privati riconducibili ad un soggetto che all'epoca dei fatti rivestiva il ruolo di deputato dell'Assemblea regionale siciliana e ad un dirigente medico amministrativo in servizio presso la suddetta azienda ospedaliera. I 2, secondo l'accusa, in virtù di un rapporto personale, avrebbero tentato di agevolare persone vicine imponendo la loro assunzione nelle ditte private che si aggiudicavano gli appalti relativi a servizi di pulizia e sanificazione della struttura ospedaliera. L'attività investigativa ha ricostruito, pur nella fase dell'accertamento preliminare, una sorta di strumentalizzazione della predetta struttura sanitaria ai fini politici, con particolare riferimento alle elezioni amministrative della città metropolitana di Messina del 12 giugno 2022 e a quelle amministrative regionali del 25 settembre 2022. I provvedimenti cautelari intervengono nella fase delle indagini preliminari e sono basati su imputazioni provvisorie che dovranno comunque trovare riscontro in dibattimento e nei successivi gradi di giudizio, nel rispetto pertanto della presunzione di innocenza che l'articolo 27 della Costituzione garantisce ai cittadini fino a sentenza definitiva. Come avete sentito dai titoli, oggi a Santa Elisabetta la posa della prima pietra per la nuova caserma dei Carabinieri. Arturo Cantella. Sindaco, una posa in opera oggi della prima pietra della caserma è un momento importante anche perché la caserma rappresenta un presidio di legalità in un comune, in una struttura. Sì, certamente è un momento importante per la nostra piccola comunità, un progetto che abbiamo inseguito da tantissimo tempo, finalizzato in ultimo con questo finanziamento che ci ha concesso la Regione Siciliana. Un presidio di legalità invocato in un territorio bisognevole di essere seguito e di essere attenzionato. Sopraggiunge oggi questa posa della prima pietra di cui l'amministrazione va fiera e devo ringraziare sia Sua Eccellenza il Prefetto come ufficio che ha seguito da vicino questa nostra vicenda, sia il Comando Legione e il Comando Provinciale dei Carabinieri che ci hanno accompagnato a questa finalizzazione. Certamente per la nostra piccola comunità è un tassello importante, è la porta alla città. Come prerogativa legalità e sicurezza certamente depone bene e noi siamo fieri di aver raggiunto questo grande obiettivo in questa splendida giornata. Prefetto, oggi a Santa Elisabetta che significato assume questa posa della prima pietra dell'Arma dei Carabinieri della caserma? L'Arma dei Carabinieri nei piccoli centri rappresenta
uno dei fili conduttori della storia italiana. La caserma dei Carabinieri è un punto di riferimento per tutti i cittadini, la stazione che è presente quasi in tutti i comuni d'Italia, ci sono 8.000 comuni sappiamo e più di 5.000 stazioni, quasi 6.000. Ecco, rappresenta per ogni cittadino italiano la presenza dello Stato. A Santa Elisabetta in particolare questa nuova caserma viene costruita praticamente alle porte del paese, di fronte al corso principale, e questo sottolinea ancora di più la centralità della presenza dei Carabinieri nell'ambito della nostra vita sociale. Importante quest'opera a Santa Elisabetta. Un'amministrazione comunale che ancora una volta dimostra non soltanto la vicinanza all'Arma ma soprattutto la vicinanza alla propria gente, creando un nuovo presidio di legalità, un presidio fondamentale perché rappresenterà un esempio anche per tutti gli altri comuni vicini. I tempi di attuazione? I tempi di attuazione sono rapidissimi, posa della prima pietra adesso ma inizio lavori entro l'anno e un sindaco molto presente, molto efficace ma soprattutto che ci tiene tantissimo alla realizzazione, quindi contiamo tanto su di lui. Per lei è un ottimo traguardo considerando che tra qualche mese va via? Sì, per me è un traguardo significativo lasciare questo ennesimo presidio di legalità in una stazione che peraltro rafforzeremo anche numericamente. Professore Falcone, oggi un importante evento, la posa in opera della prima pietra, un evento come diceva il sindaco già programmato con la precedente amministrazione Musumeci. Ma oggi abbiamo voluto rappresentare la gioia, la felicità, l'entusiasmo non soltanto di una cittadina importante quale Santa Elisabetta, ma dell'intera provincia di Agrigento. La presenza del prefetto, del comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, del sindaco della città capoluogo, di tanti sindaci, ma soprattutto di tanti parlamentari e di tantissimi cittadini, dimostra come la caserma dei Carabinieri qua a Santa Elisabetta era un'esigenza. Sarà un presidio di legalità, ma al contempo sarà un presidio culturale, cioè è la rivoluzione culturale di questa meravigliosa cittadina guarda al futuro, pensando che per coniugare lo sviluppo ci vuole anche la legalità. E allora in questo senso la crescita di questo territorio passa anche dalla sicurezza e dalla legalità. Noi con questo presidio lo vogliamo realizzare. Oggi è un grande giorno, soprattutto non solo per la comunità di Santa Elisabetta ma per la comunità agrigentina in totale, soprattutto perché con la nascita, con la messa della prima pietra sulla nascita della caserma dei Carabinieri si nasce un presidio di legalità, un presidio di sicurezza, un presidio soprattutto che è accanto ai cittadini, quindi siamo orgogliosi di essere qua, soprattutto io sono molto orgoglioso di aver partecipato a questa manifestazione e soprattutto di vedere non solo l'Arma dei Carabinieri in pieno ma tanta gente che ha partecipato a questa manifestazione. Per noi e per la nostra comunità è un evento importantissimo a cui tenevamo tanto e al quale abbiamo lavorato davvero tanto. Hanno lavorato gli uffici, ha lavorato tutta l'amministrazione con a capo il nostro sindaco Mimmo Gueli e hanno lavorato tanto i carabinieri ma anche le associazioni locali. Una iniziativa a cui tenevamo tanto è un progetto a cui abbiamo tenuto moltissimo perché diventa un presidio di legalità e di tutela delle cittadine e dei cittadini di Santa Elisabetta e non solo, ma anche del territorio vicino e limitrofo. Architetto Baldo, ecco, lei è il progettista di questa struttura, ci racconti un po' questa esperienza, insomma, come sarà strutturata? È un'esperienza che stiamo ripetendo sostanzialmente perché già abbiamo fatto degli interventi simili, anche importanti, come è importante anche questa caserma. Il tutto si sviluppa su linee molto regolari con un'ala destinata alla caserma veri e propri uffici e l'altra ala destinata a 2 appartamenti per il comandante e l'appuntato. Questa è un po' in linea di massima la descrizione dell'intervento. Intervento semplice, proprio adatto a questa circostanza, con una spesa altrettanto limitata, per cui un intervento fattibilissimo, tanto che l'abbiamo iniziato. Grazie. Grazie. Si rafforza il legame
tra il comune di Cattolica Eraclea e il Canada, dove vivono migliaia di emigrati partiti dal paese dell'Agrigentino. Ed è festa per l'arrivo di un parlamentare canadese i cui genitori sono nati proprio a Cattolica Eraclea. Sono molto fiero di essere figlio di un immigrante italiano, venire qua in Cattolica, il paese dei miei genitori, mi tiene molto a cuore e mi fa uscire il sangue dalle vene, perché veramente ci tengo a conoscere più profondo le tradizioni e la vita dei miei genitori quando stavano qui e incontrare tutti gli altri italiani e dare speranza che c'è sempre un'opportunità di fare meglio, e ho visto che veramente la città ha molto migliorato. Sono molto contento che il sindaco Santino Borsellino fa un lavoro meraviglioso, e allora oggi discuterò con lui e vediamo cosa di più possiamo fare anche per la nuova gioventù. C'è un nuovo da tutti, un parlamentare che siede nel Parlamento canadese è un punto di riferimento sia per i canadesi e per le nostre comunità cattolicesi. Noi siamo fieri oggi di averti qua con noi a Cattolica Eraclea, deve venire più spesso, anche perché questi rapporti con il Canada sono importantissimi, l'abbiamo detto quando siamo stati in missione a Montreal, perché in Canada c'è la più forte emigrazione dei nostri concittadini. Se noi facciamo i calcoli, solo a Montreal ci sono circa 7.000 emigrati, più Toronto c'è altri 2.000 mi sembra, quindi nel Canada non dico un 10.000 nostri concittadini sono emigrati, e quindi c'è l'emigrazione più forte, e avere questi rapporti con i nostri concittadini nel Canada è qualcosa che ci può aiutare anche a noi, a Cattolica, per far crescere questa comunità. Tanti diversi concittadini siamo orgogliosi che si stanno bene a Montreal, si sono inseriti nel mondo del lavoro e sono stati sempre vicini alla nostra comunità. Ma noi come comune, come vi ho detto a Montreal, abbiamo fatto dei regolamenti, ad esempio, che gli immigrati ospitallari pensionati, se si fanno una casa d'abitazione qua, non pagano l'IMU. Quindi perché a dare il liceo, a dare il giorno? Possono venire il messile a Cattolica, ha le potenzialità quando offre, sia a livello naturale, la cultura, il teatro archeologico e il mare, penso che siamo al completo. Noi siamo vicini ai nostri. Promossa dalla Democrazia Cristiana, la staffetta della legalità ha fatto tappa a Naro per ricordare il maresciallo dei carabinieri Calogero Vaccaro, caduto nella strage di Ciaculli. È stato un momento particolarmente bello, devo dire, perché questa staffetta, voluta con forza dalla Democrazia Cristiana, ma ci tengono a dire che non ha più il carattere partitico ma quello politico, e noi quindi con grande gioia abbiamo accolto questa iniziativa, perché la staffetta proviene da Palma di Montechiaro, oggi tappa Naro, e per dare il testimone alla vicina Campobello di Licata. Siamo particolarmente contenti perché questa giornata viene dedicata al nostro maresciallo Vaccaro, medaglia d'oro ricordiamo, e tra l'altro l'eccidio di Ciaculli è stato celebrato il 60° appena 2 giorni fa, e quindi particolarmente lieti di dare questo lustro a un nostro concittadino che malgrado lui è un eroe riconosciuto. Oggi si è svolta qui a Naro la staffetta della legalità, iniziativa che abbiamo portato avanti con Pietro Bennici, il responsabile del Dipartimento dello Sport provinciale. È partita da Canicattì, si è spostata a Favara, Raffadali, San Biagio Patani, Alessandria della Rocca, Aragona, Palma di Montechiaro, e oggi siamo qui a Naro. Si sposterà prossimamente, quindi oggi prende la staffetta Campobello di Licata, Ravanusa, Castrofilippo e così via per tutti i comuni della provincia. L'iniziativa vuole ricordare le vittime della mafia, vuole ricordare i nostri territori, le persone che sono state vittime della mafia, che hanno dato la loro vita al servizio dello Stato o erroneamente si sono trovati al posto sbagliato nel momento sbagliato. La staffetta della legalità nasce per raccontare i nostri territori.
Nel 2025 saremo la capitale italiana della cultura. Ho creato la staffetta della legalità perché chi verrà a visitare i nostri territori deve sapere il prezzo che abbiamo dovuto pagare. La staffetta è partita da Canicattì ricordando Antonino Saetta, Stefano Saetta e il giudice Rosario Livatino. Oggi siamo all'8° comune e lo scopo è quello di unirci al di là del colore politico per cercare di ribellarci alla malattia che purtroppo da diversi anni colpisce la nostra meravigliosa terra, e attraverso questa iniziativa vogliamo valorizzare il nostro territorio, ma soprattutto vogliamo dire che siamo pronti a scendere in campo per cercare di rinnegare qualsiasi forma mafiosa. Come Giovane della Democrazia Cristiana di Naro, ovvero un movimento che è in forte fermento e che stiamo cercando di costruire, oggi abbiamo partecipato alla staffetta legalità promossa dalla Democrazia Cristiana di Naro. Un plauso va a Giuseppe Cibella, il nostro commissario cittadino, a Pietro Bennici, il responsabile allo sport per la provincia di Agrigento, che ha organizzato e creato la staffetta della legalità, e ad Antonietta Vita. Noi siamo del parere che, uniti nella forza della legalità, possiamo sconfiggere un cancro che ha attanagliato per anni le nostre terre. Oggi abbiamo voluto ricordare la figura del nostro concittadino, il maresciallo Calogero Vaccaro, e abbiamo consegnato al vice sindaco di Campobello di Licata un cartello raffigurante il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Io inoltre voglio ricordare la figura di un altro nostro concittadino narese, il sindaco Pino Camilleri, anch'esso morto per mano della mafia. La legalità deve prosperare e la cultura civile e civica deve far sì che possa essere impartita alle generazioni più giovani, partendo anche dalla scuola. L'ha cercata e l'ha trovata. Parliamo della bambina vista in una foto tra le macerie di Montevago causate dal terremoto. Una storia a lieto fine nella valle del Belice. Tutto parte da questa foto, è una foto insieme ad altre foto del terremoto che poi vi faremo vedere, dove veniva appunto evidenziato quello che è successo in questo paese dopo il terremoto. Il terremoto mio fratello ha portato a casa queste foto tornando dalla Sicilia, perché faceva il militare in Sicilia, ha portato queste foto e queste foto da quando sono entrate in casa mia sono state la mia ossessione, nel senso di voler sapere che fine aveva fatto questa bambina, perché mi strappava il cuore, e quindi nel corso degli anni ho pensato sempre di trovarla, l'ho sempre cercata, però inutilmente, finché non sono andata a Chi l'ha visto 50 anni dopo, e Chi l'ha visto è stato veramente bravo, la Sciarelli è stata veramente brava, l'ha trovata, mi hanno telefonato. È stata una cosa sempre raccontata dai miei genitori, così mi sono riconosciuta, anzi le mie sorelle mi hanno riconosciuta, che sono io. Mi è arrivata una telefonata di mia sorella dicendomi: Rita, ti cercano a Chi l'ha visto. Ma che fai, scherzi Marianna? Sì, sei tu. E così è andata, finché ieri ci siamo incontrati all'aeroporto di Palermo e siamo felici di averci conosciuto. Io finalmente mi sono rilassata, adesso sono contenta che questa bambina è viva, è sana e contenta, che ha una famiglia stupenda, e Dio veramente è stato riconoscente con loro. Momenti brutti, ma che in questo momento sono diventati di grande affetto e di grande emozione per loro che si sono ritrovate, ma soprattutto anche per noi, perché pensare che una persona abbia con insistenza per tanti anni mantenuto come dire, caldo quel ricordo di una foto di una bimba di 2 anni, ne abbia conservato tutta l'emozione, li abbia cercati attraverso Chi l'ha visto, quindi voglio dire, si è proprio attivata per volerla rincontrare e rivedere. E poi la casualità, forse non lo so, che questo il luogo terremotato fosse Montevago, un'ulteriore, diciamo così, emozione. Anche ieri quando le ho incontrate, è ovvio che Rita la conosco, è una mia concittadina, vivo a Santa Margherita, però ecco, vedere questa emozione
è una bella storia. In questo luogo abbiamo voluto proprio segnare la memoria, non dimenticare quello che è accaduto, ma andare avanti nello stesso tempo. E quindi non potevamo come dire, fare accoglienza migliore che portarla proprio qui per dire dove tutto è cominciato per lei e dove tutto è finito per noi. Formare i professionisti del futuro, l'impegno di OPI e dell'università, il servizio. Il filo di collegamento è la formazione. La formazione è importantissima perché non parte solo da quello che è l'università. La formazione è una condizione sine qua non che ci deve essere tra quello che è l'università e poi quello che sono appunto gli ospedali, perché poi tra l'altro gli studenti si formano negli ospedali, perché il percorso di tirocinio viene fatto negli ospedali, e se noi negli ospedali non abbiamo dei professionisti, infermieri preparati, competenti, preparati al momento di tutto quello che appunto è la nostra professione, è ovvio che poi lo studente ovviamente rimarrà scarso, rimarrà uno studente mediocre. E quello che deve fare la formazione, quello che deve fare l'università è quello di fare quel filo conduttore, fare sì che ci sia un filo conduttore che possa poi appunto formare lo studente al professionista del futuro. Oggi è una grande possibilità, oltre che per me, anche per i miei colleghi, di confrontarci anche con altre realtà che magari non conosciamo. Sicuramente mi aspetto, e ci aspettiamo tutti, di portarci a casa un qualcosa in più che ci possa sicuramente aiutare a capire anche come funziona al di fuori della Sicilia. Quindi ovviamente mi auguro di portarmi appunto a casa un bagaglio culturale, professionale, perché comunque è una grande opportunità essere qui oggi, e anche se siamo studenti del primo anno già ci sentiamo a casa, quindi questo mi rende comunque molto felice e molto orgogliosa, anche perché è un'opportunità che sicuramente non tutti hanno, quindi averla proprio oggi è veramente qualcosa che ci rende sicuramente felici. Oggi suggelliamo, diciamo così, questo binomio che abbiamo avviato con l'Università di Agrigento, anche se è una sede distaccata, diciamo così, di Palermo. Dicevo, questo binomio, l'università che incontra l'OPI e l'OPI che incontra l'istituzione, nella fattispecie l'istituzione universitaria. Questo è un percorso che abbiamo tracciato e che vogliamo continuare a sviluppare, e proprio con l'occasione di oggi abbiamo l'onore di avere qua la professoressa Carocci, che è il direttore didattico del corso di laurea in infermieristica all'Università La Sapienza di Roma, avremo il professore Latina che è dell'Università di Palermo, il direttore dell'Università di Palermo, e quindi diventa un'occasione di interscambio di idee, di culture, di attività didattiche tra università, e per questo abbiamo pensato oggi di invitare tutti i ragazzi che stanno frequentando il corso di formazione appunto per la laurea in infermieristica. Abbiamo detto, così come l'abbiamo detto già in tante occasioni, questa è la casa degli infermieri, e quindi si deve crescere tutti insieme. Loro saranno i futuri infermieri, e per questo vogliamo dare il nostro contributo perché ciò avvenga sempre in maniera continua. Oggi è una grossa opportunità per gli studenti di primo anno in infermieristica del Polo Universitario di Agrigento. Infatti oggi avremo 2 università a confronto, e quindi potranno trarre le esperienze delle 2 università. Abbiamo l'Università di Palermo, alla quale gli studenti appartengono, e abbiamo una docente dell'Università La Sapienza di Roma. E tutto questo fatto nella casa dell'infermiere, che è l'ordine delle professioni infermieristiche. Per noi è una grossa soddisfazione. Abbiamo i tutor clinici che attualmente stanno lavorando con gli studenti. Come ordine noi daremo in omaggio, quindi omaggeremo tutti, del nostro codice deontologico, che sarà la loro guida futura per l'esercizio professionale degli anni futuri, quindi dopo la laurea.
A seguire noi avremo un corso ECM per gli infermieri, appunto con la docente universitaria che è la dottoressa De Carocci, e abbiamo il professore Latina dell'Università di Palermo, che è un ricercatore, quindi ripeto una grossa opportunità per gli studenti e anche per gli infermieri. A settembre inizieremo l'orientamento scolastico, quindi andremo sotto l'egida dell'Università di Palermo presso gli istituti scolastici con tutti i maturandi e quindi faremo appunto questo orientamento scolastico. Quindi ancora questo si aggiunge come opportunità che si dà agli studenti di intraprendere una professione che secondo me è la professione del futuro. Oggi siamo orgogliosi di essere qua e avere la possibilità di confrontare le esperienze del Lazio con le esperienze della Sicilia. Questo l'abbiamo fatto avendoci dato la possibilità all'Università di Palermo di invitare gli studenti del primo anno di corso di infermieristica nella Casa degli Infermieri, orgogliosi di portare avanti la nostra professione e di essere al servizio dei cittadini. Per questo oggi ci confronteremo con la collega di Latina, la Sapienza di Roma, per parlare di formazione e delle differenze che potrebbero portarci ad una formazione unitaria fra le regioni. Orgogliosi, ripeto, di essere qua nella Casa degli Infermieri che ci permette questo confronto e una crescita professionale. Pausa per la pubblicità, linea alla regia. Coart Preview, un convegno ad Alcamo domani alla Cittadella Focus. Parleremo di un progetto meraviglioso che è Coart, trasfrontaliero con la Tunisia. Ci sarà un focus particolare, parleremo di giovani artigianato, di come i giovani si stanno riappropriando di un'arte che è proprio quella dell'artigianato e come si stanno appropriando di quest'arte con l'innovazione, utilizzando nuove tecniche. Coart è questo, Coart è costruiamo artigiani del futuro, costruiamo artigiani digitali, formare nuovi artigiani e aiutare chi già è un artigiano a innovare i loro processi di produzione piuttosto che i processi di vendita. Molti giovani hanno partecipato a un nostro bando, sono stati incubati all'interno dell'atelier creativo, presenteranno la loro attività imprenditoriale, quali sono gli elementi essenziali che li hanno portati a innovare, intanto ad avvicinarsi di nuovo all'artigianato e poi qual è l'elemento innovativo che hanno portato nella loro arte. Parleremo di inserimento lavorativo delle donne, Coart su Alcamo, alla Cittadella, abbiamo oltre che l'incubatore di impresa, la parte multimediale, i laboratori per i ragazzi, abbiamo coinvolto le scuole, c'è anche una sartoria digitale. Le donne del territorio che volessero iniziare a lavorare su una ricamatrice digitale, che volessero avvicinarsi a quello che era la mastra di una volta, la sartoria di una volta, ma volessero farlo con dei macchinari innovativi, noi siamo qui. La Cittadella diventerà un centro sia per i ragazzi, sia per gli artigiani, sia per le donne di questo territorio. Tutta la provincia, Alcamo in particolare, perché sta nascendo ad Alcamo, Alcamo ha delle realtà artigianali molto interessanti. Progetto che è molto importante e ripeto meraviglioso nella sua semplicità. Vogliamo essere testimoni di chi, come giovani che si sono avvicinati a questo tipo di innovazione, di cosa si può fare, di cosa può diventare oggi l'artigianato. Soprattutto in qualche modo è stato abbandonato da parte dei giovani. Oggi c'è un ritorno alle tradizioni, c'è un ritorno al fatto a mano, c'è un ritorno proprio alle cose molto più semplici e queste cose
nel tempo diventano commerciali. Le giornate di scambio del progetto Coarte saranno 4, dal 3 al 7 di luglio. Momenti pubblici come proprio quella del 4, la mattina al convegno, che è il pomeriggio alla visita dell'atelier, vedere anche cosa può essere interessante per voi, cosa possiamo fare noi comune, noi della cittadella col progetto Coarte. Nei giorni seguenti gli artigiani che hanno già fatto parte, la nostra delegazione tunisina, gli artigiani di Tunisi che verranno qui, faranno uno scambio sia con gli artigiani già del progetto, ma anche incontreranno alcune realtà artigianali di Alcamo e della provincia. Vi aspetto quindi giorno 4 alle ore 9 presso la sala convegni dell'Atelier Creativo della Cittadella dei Giovani ad Alcamo. Siamo alla pagina sportiva. Acragas continua il mercato per rafforzare la squadra. Dopo Salvatore Lemura, originario di Catania, classe 2003, oggi la società ha comunicato l'arrivo dell'attaccante Alfredo Trompino di Cosenza, lo scorso anno alla Correggese. E nuovi acquisti anche per il Pro Favara. Giuseppe Moscato. Continua la campagna acquisti per la Pro Favara che, come chiaramente detto dalla società, è intenzionata a creare un organico che consenta la vittoria del campionato d'eccellenza e la conquista della Serie D. Sabato scorso sono stati presentati alla stampa gli ultimi 2 acquisti: Fabrizio Bontempo, ex Paternò, e Alessandro Noto, ex Acragas, entrambi difensori che rafforzano ulteriormente il reparto arretrato della Pro Favara. Presenti anche i massimi vertici della società, Rino Castronovo e Totò Marrone, assieme al direttore sportivo Tino Longo e al direttore generale Gino Mendolia e ad altri dirigenti. Dagli interventi dei dirigenti e dei nuovi atleti è chiaro il progetto annuale: puntare alla promozione in Serie D. La dirigenza ha annunciato anche l'avvio a fine luglio della campagna abbonamenti. Nel corso degli interventi i massimi vertici societari Castronovo e Marrone hanno lanciato l'invito ad imprenditori e commercianti della città a sostenere economicamente la stagione prossima per fare alla città un grande regalo nell'anno del 40° compleanno della fondazione della Pro Favara. Proseguono intanto i lavori di ristrutturazione dello stadio. I primi interventi riguardano gli spogliatoi per permettere alla squadra di poter svolgere la seconda parte di preparazione dopo Ferragosto direttamente al Broccoleri. L'importante è che l'assetto societario resta sempre quello che è da 12 anni a questa parte, più ci sono 2 nuovi ingressi, 2 imprenditori, uno è Enzo 40 di Palombe 40 Napoleto, l'altro è Costanza, Angelo Costanza è un imprenditore, un giovane, uno che il calcio ci piace, insomma siamo pronti per iniziare. La squadra aveva già un'ossatura bella pronta e l'abbiamo riconfermata, sapevamo qualche piccola lacuna che ci mancava, l'abbiamo cercato di sistemarla bene, siamo pronti, andiamo avanti con la speranza che facciamo un campionato di alta classifica, con la speranza che quest'anno festeggeremo i 40 anni della Pro Favara e facciamo due feste. Per me è un piacere essere qui quest'oggi, volevo ringraziare il Presidente, tutta la società, tutti i dirigenti, ma in particolar modo al direttore Longo perché è da un paio di anni che mi fa la corte. E soprattutto vorrei ringraziare una persona che è qui presente con me, che è Giovanni Scaffidi, che è l'unica persona che ci conosciamo da tanti anni, che è stata l'unica persona a credere in me. Posso dire soltanto che, come ho detto prima, sono veramente contento di essere qui in questa società e cercheremo di fare meglio sicuramente dell'anno scorso, di provare a lottare per qualcosa veramente di bello e di importante. Sono veramente onorato di fare parte di questo progetto, è un progetto ambizioso,
grazie al direttore sportivo Tino Longo e tutti i dirigenti, stanno cercando di fare il meglio per dare delle soddisfazioni importanti ai tifosi e anche a noi stessi. Noi siamo una squadra costruita, ripeto, con delle migliorie rispetto all'anno scorso. La cosa più importante, ripeto, i ragazzi che sono stati scelti sono tanto ragazzi per bene e soprattutto con caratteri molto simili a quelli che già c'erano, pagati, professionisti, lavoratori. Quindi la cosa più importante per fare il gruppo è questo. Quindi ringrazio, diciamo, la società che mi ha dato la possibilità di poter portare questi ragazzi dal primo all'ultimo. Bene, era questa l'ultima notizia, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.